Amici dei Custodi della Memoria, amici della Sardegna, ci troviamo in territorio di Oliena e questo sì, è un ponte. Siamo circa a 7 km dal paese. Questa è una strada provinciale che porta a Orgosole Nuoro. Il ponte serve praticamente per guardare il fiume Cedrino. Guardare, tra virgolette, il Cedrino, sì, dovrebbe essere il Cedrino questo. La cosa più interessante di questo luogo è che qui c'è una Domus de Janas, eccola qua. Adesso ve la faccio vedere. Domus de Janas di Badua Orani. Pazzesca, bellissima ragazzi. Questo non mi sembra l'ingresso perché questo è rivolto verso nord, potrebbe essere una deturpazione della roccia, perché l'ingresso rivolto verso ovest ve lo faccio vedere. Bellissimo ragazzi, sono emozionato, è facilissima trovarla, eccola qua, guardate che meraviglia questa Domus de Janas, eccola qua, la inquadriamo. Qui sicuramente ci deve essere il portello d'ingresso, ma magari sicuramente ci sarà ancora. Incredibile ragazzi, il pre-nuragico Oliena mi sta emozionando. Questa Domus de Janas qua la danno mappata come singola, dovrebbe esserci una necropoli, andiamo a scovarla più tardi, però entriamo in questa Domus de Janas di Badua Orani, giusto un secondino, ecco qua, entriamo da questo ingresso sicuramente più giovane, giusto per farvi vedere che, allora 1, 2, 3, ok, giusto per farvi vedere che non era piccolina. Ok, siamo all'interno, non ho visto incisioni neanche qua, non ho visto segni, non ho visto simboli. Perfetto ragazzi, siamo all'interno, guardate che meraviglia, che bello, sono nella cella vera e propria, incredibile ragazzi. Questo è il portello che abbiamo visto, cioè l'ingresso che abbiamo visto prima dall'altra parte, dall'esterno, e questa è la zona che sicuramente hanno, non lo so, probabilmente hanno devastato, chissà, non lo so, qualcuno ma più esperto ce lo dirà. Domus de Janas di Badua Orani, incredibile, sembra bicellulare, poi gli esperti ce lo diranno. Allora avete anche questo da vedere e niente, vi lascio, ci vediamo presto, ciao a tutti.